Tutto pronto per la terza corsa, una bella prova per cavalli di 4 anni, stringata, sono solo 6 al via, però c'è movimento, è stato giocato gioiello Jack numero 4 che ora risale un attimo e scende il favorito della mattina, Gauguin Gar. Macchine in movimento, 1 Glamour Trio, Giuseppe De Filippis, 2 Gauguin Gar, Francesco Facci, 3 Gold, Vincenzo Luongo, 4 Gioiello Jack, Antonio Di Nardo, 5 Guisarda ASM, Massimo Compagno, 6 Gogollona, Filippo Monti. Macchina che prende velocità, parte piano Glamour Trio, partiti con la velocità da parte di Gioiello Jack che prova ad andare al comando nei confronti di Gauguin Gar all'imbocco della prima curva. Passa Gioiello Jack a condurre nei confronti di Gauguin Gar. In terza posizione c'è Gold, poi in quarta Gogollona. Alla retroguardia Glamour Trio ha sbagliato e insegue Guisarda ASM. 14,5 il lancio, ora Gioiello Jack rallenta un po', è riuscito con lancio a tutta a scavalcare il rivale dichiarato Gauguin Gar e ora prova ovviamente a risparmiare il risparmiabile. 30,5 per i primi 400 metri di gara, sposta Gogollona che si trascina Glamour Trio e dopo 600 metri di corsa Gauguin Gar anticipa le mosse di Gogollona e va all'esterno di Gioiello Jack. E così sotto alle tribune Gauguin Gar dà un attacco severissimo all'avversario, 800 metri iniziali in 1-1-2 con Gauguin Gar che insiste al lato di Gioiello Jack, lo sopravanza ma non passa. Con l'ausilio della curva Gioiello Jack rientra a Gauguin Gar che però insiste con decisione, il chilometro in 1,15,5, altra frazione in 14,3 e Gauguin Gar si è sbarazzato di Gioiello Jack, poi Gogollona che segue le mosse di Gauguin Gar, quindi Gold, ancora Glamour Trio, la retta di là in 14,3, Gauguin Gar è in vantaggio nei confronti di Gogollona che si sposta al suo esterno, poi Gold quando siamo all'ingresso della dirittura d'arrivo e Gauguin Gar è in vantaggio nei confronti di Gogollona e di Gold che ci prova, Gauguin in vantaggio, ci prova Gold di dentro Gogollona, Gauguin Gar che ha sempre 1,5 su Gold che finisce bene, insiste Gold, si difende Gauguin Gar risponde anche all'attacco di Gold e vince 1,59, 1,14 per il successo di Gauguin Gar. Francesco Facci, Eric Bondo, i colori della scuderia Incolinks. Con percorso assolutamente non semplice, risolve anche questa Gauguin Gar, quinta vittoria nelle ultime 6, Gold è secondo, terza Gogollona.